Marco Mariotti è il nuovo allenatore della Nuorese, il tecnico che lo scorso anno ha guidato fino alle finali nazionali la formazione Beretti alla Ternana è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa. Prende il posto di Bernardo Mereu che ha rescisso il contratto. Domani dirigerà il suo primo allenamento, mentre mercoledì è in programma un amichevole a Tonara. Alla conferenza stampa di presentazione, tra gli altri sono intervenuti il presidente Michele Artedino, il vice Paolo Tuffu e il direttore sportivo Vittorio Tossi. La Nuorese ha scelto anche il nuovo preparatore atletico. Si tratta di Alessandro Masotti che in passato ha ricoperto un analogo ruolo alla Torres. Due parole su di lei e con quale spirito arriva qua a Nuoro? Ma due parole su di me, insomma ho fatto sia da primo, ho iniziato con i giovanili del Frosinone e poi con il Beretti perdendo la semifinale del titolo italiano nel 2000, poi ho continuato in Serie D il Ferentino di Gomez che arrivammo terzi dietro il Gallipolo che fece l'escalation fino alla Serie B. Poi ho fatto il Pisoniano sempre in Serie D e poi nel 2009 dopo che ho fatto il corso a Coverciano sono stato chiamato da Agostinitti, ho fatto per 4 anni il secondo Agostinitti a Grosseto in Serie B con Piniglia che voi conoscete bene qui nella regione, Ascoli, Spezia e Lecce playoff che abbiamo perso con il Carpi. E poi diciamo l'anno scorso ho ripreso a fare da solo e ho fatto con la Ternana Beretti e abbiamo perso la finale scudetto col Torino ai rigori. Questo un po' in piccole parole è l'escursus mio come allenatore. È un campionato, diciamo, io non la chiamo più Serie D, la chiamo quarto serie perché con l'esclusione della C2 diciamo, si ritorna a essere quello che era 30 anni fa, una quarta serie è un campionato molto molto importante e anche qualitativo. Che mi aspetto? Prima di tutto sono orgoglioso di poter venire a allenare qua, perché la Sardegna è un posto che calcisticamente mi ha sempre riservato tanti dispiaceri perché in tutta la carriera come giocatore e allenatore avrò vinto una partita, ma sono orgoglioso perché ho sempre trovato dei giocatori e un pubblico eccezionale attaccato alla maglia, attaccato alla propria terra, cosa che non ho mai riscontrato in nessun'altra parte d'Italia e questa è una cosa che mi ha spinto insieme a una parola che ha usato il Presidente, ho scelto un uomo. Perché secondo me dietro un giocatore, dietro un allenatore, dietro un direttore c'è prima un uomo. Io mi ritengo fortunato e sono orgoglioso di poter allenare quest'anno la Nuorese e farò di tutto per poterla portare nei piani alti della classifica che merita, sapendo che avremo delle difficoltà, sapendo che sarà un campionato duro, quello che chiedo io ai tifosi, a tutti quanti, di starci vicino, soprattutto nei momenti che non saranno belli, perché in un campionato ci saranno momenti difficili, però devono sapere che io sono sempre a disposizione e darò io, tutto il mio staff e tutta la squadra daranno no il 100 di più per far sì che tutti noi possiamo onorare questa maglia.